Al Consorzio Balneare Manzoni nell'Arenile Jesolano è stato dedicato uno spazio ai disabili per un più facile accesso alla spiaggia e alla balneazione. Fabrizio Cebin. Jesolo continua a dare delle testimonianze di sensibilità nei confronti delle persone che vogliono venire in vacanza e che presentano disabilità, in modo particolare con progetti mirati come lo è stato, come lo è il progetto Jesolo for All. Ma qui al Consorzio Manzoni si è fatto qualcosa di più. Cosa in particolare? Beh, ecco, in questi anni lo stabilimento balneare Manzoni si è ammodernato con una serie di investimenti che ci differenzia per la molteplicità dei servizi che andiamo ad offrire sull'Arenile. Uno di questi è sicuramente l'aver dedicato quest'anno uno spazio dello stabilimento ai disabili, con delle piazzole, con vere e proprie piazzole dove collegate da una passerella, dove il disabile può tranquillamente arrivare sotto l'ombrellone e godersi una tranquilla vacanza in riva al mare. Ma questo tipo di servizio rientra nel pacchetto tutto compreso? Questa è anche una novità che non guasta. Questo tipo di servizio sarà gratuito almeno per quest'anno. Questo è un gesto, un segno di sensibilità nei confronti dell'amministrazione dello stabilimento per queste persone. Questi servizi sono già a disposizione delle persone disabili? Beh, sicuramente in questo momento sono già a disposizione, sono già funzionanti, però l'inaugurazione vera e propria di questo spazio dedicato a queste persone meno fortunate sarà la settimana prossima.